Sulla carta sembrava addirittura una partita insidiosa per il Chelsea dopo un lungo viaggio di 12.000 miglia e 4 tappe diverse. Affrontare una Aston Villa in grande forma, invece verrà polverizzata la squadra di Lambert. Comincia subito con il cross di Azpilicueta con un gran gol del Niño Torres, poi il calcio di punizione di David Luiz perfetto di interno destro, fa 2-0 prima della mezz'ora. Sbaglia la posizione Guzan, perfetta però la trasformazione del brasiliano. Poi passano altri 5 minuti, Ivanovic trova il suo quarto gol in Premier League della stagione, il quinto in generale, e diventa 3-0. Qui l'impegno è non perdere il conto. Era ipotizzabile che l'Aston Villa venisse ridisegnato magari un po' meglio, un po' più di volontà nel secondo tempo, invece nulla. C'è uno splendido gol, il 190esimo della storia personale di Frank Lampard con la maglia del Chelsea, la sua 500esima da titolare in Premier League. Festeggia, che meglio non potrebbe. Prova offensivamente l'Aston Villa con il tiro di Weimann, è grande, in questo caso cerca ad opporsi anche con l'aiuto della traversa. Poi serie di cambi, entra Lucas Piazon, giovane che debutta in Premier e dopo un minuto regala a Ramirez l'assist del gol del 5-0. Oscar messo giù da Hurd in piena area di rigore, è lo stesso brasiliano che... A little bit dramatic somewhat, I think, from Oscar. Does he make up for that miss earlier on? This for his first goal in the Premier League. He had 5 in the Champions League. Oscar belts it into the top corner. There is no better penalty than that. And Chelsea have half a dozen reasons to enjoy a happy Christmas. Quite as much as one or two of his teammates on the field, but with just going into the last 10 minutes or so, he suddenly picked the ball up on the left-hand side, dropped his shoulder twice, come inside onto his left foot. It's the number on Lampard's jersey. That's not fair, is it? Well, it was all started with a pass, ball across the middle from Hazard.